Siamo allo Charming Bell Santa Fosca, in occasione della seconda mostra internazionale organizzata dalla Del Venice Art Gallery in contemporanea con la Biennale di Venezia. E ho qui il piacere di avere con me il maestro Nicola Furlan, di poter ammirare una delle sue opere, Ricami di mia madre, un quadro del 2016, che per l'occasione è stato anche illuminato particolarmente bene, spero che poi nel video si veda. E ogni opera di questo artista ci racconta un episodio, un momento, un ricordo del suo passato. Volevo sentire, appunto, visto che abbiamo la fortuna di averlo qui, volevo sentire dalla sua voce a quale momento, a quale ricordo fa riferimento in particolare a questo quadro. Dunque, mia madre ha sempre ricamato, confezionato vestiti, sempre. Quando è arrivata a 95 anni, ha detto basta, sono stufa, non ricamo, non faccio più niente. Per consolarla, gli ho detto mamma, i tuoi ricami li dipingo io. E così ho fatto questi quadri. E ancora, sui 100 anni, mi chiedeva, ma i miei ricami hanno successo? Successissimo, mamma. È morta a 102 anni però. È un bel ricordo, sì. Anche un bel esempio di come si trasmetta in qualche modo l'arte anche tra media diversi, tra modi di esprimersi differenti. Grazie maestro. Prego.